La sesta serie ha nuotato qualche vasca di troppo, stavano per nuotare qualche vasca in meno le atlete della quinta serie. Vediamo se con la quarta riusciamo a nuotare questi 400 stile libero. 16 vasche in vasca corta, batteria completa: Dario, Mlinar, Delantone, Nardi, Zaccagna e Pangos. Dalla prima, i primi 50. Passaggio più veloce in 33,30 di Giulia Nardi. Sono 100 metri di gara con Marusa Mlinar 1:09,42, a soli 4 centesimi c'è Giulia Nardi 1:09,46, Lucrezia Delantone terza posizione 1:09,86. Gruppo ancora compatto nelle corsie 2, 3 e 4. Mlinar, Delantone, Nardi. La più grande Giulia Nardi, classe 97, classe 98 Mlinar in 2, Delantone in corsia 3. Lucrezia Delantone si porta al comando a metà gara 2:23,43, a 29 centesimi Marusa Mlinar 2:23,72, Giulia Nardi 2:23,88. Sta per virare ai 250 metri, invariate le posizioni con Delantone e Mlinar. Andiamo intanto a presentare la prossima batteria che scenderà in acqua. Sono le ragazze della terza serie. Chiara Maffi, team Insubrica, nuoterà in corsia 1. In corsia 2 per il nuoto Bellinzona Meirema Ceic, in corsia 3 Anna Mattiuzzo, Rana Azzurra. In corsia 4 Michelle Bortuzzo, Idros. In corsia 5 Giulia Camilotto, Unione Sportiva Idros. In 6 Laura Alessandrini, Canottieri Garda Salò. Testa a testa anche ai 300 metri con Delantone avanti per 4 centesimi. Mlinar forse un po' più veloce nella fase di virata, risale poi in fase di nuotata la Delantone che si riporta in testa. Due vasche alla conclusione con Lucrezia Delantone ancora avanti 4:14 e 18, Mlinar e poi Nardi in terza posizione dalla quarta corsia. Siamo al tocco conclusivo. Lucrezia Delantone chiude in 4:49 e 97, naturalmente va al comando della classifica provvisoria. Marusa Mlinar 4:50,33, Giulia Nardi 4:54 e 84. Ricordiamo alle atlete di rimanere in